Abbiamo cominciato quando il signor Dapas è uscito dall'ospedale, che aveva bisogno di un po' di aiuto. Non tanto come pulizie, tanto quanto non potendo camminare e sollevare pesi, aveva bisogno di essere accompagnato e non poteva portare le borse della spesa, diciamo. Allora, signora Maria, quando veniva qua, c'è stato qua 2 mesi, mi sembrano, e ci doveva fare la spesa, si chiacchierava, si faceva 4 passetti, però era una brava signora, molto molto brava. Abbiamo cominciato a fare un po' proprio socializzazione, nel senso che ci fermavamo anche a chiacchierare, andavamo fuori in passeggiata. E Maria è brava, perché quando viene a farmi quell'ora a me è brava. Parliamo, discorriamo, beviamo il caffè, è vero? Agata, sostanzialmente lei avendo la badante giorno e notte, non ha bisogno di essere seguita come una persona che fosse in casa da sola. Il mio compito con Agata è proprio di fare compagnia. E le pettegolezze mai. Pettegolezze non se ne fanno qui. Quando parlo che devo dire una cosa, lo dico direttamente in faccia. Non ci dico Maria, digli a quello che ha fatto questa che non va bene. Glielo dico direttamente in faccia. Sono fatta così. Lei ha bisogno di compagnia, perché è vero che c'è la badante, però la badante purtroppo è straniera, per cui magari non parla bene l'italiano, non conosce le nostre abitudini, le nostre usanze. Da quando è venuta qua ho fatto sempre amicizia, andiamo d'accordo, vero? No. Speriamo che venga rinnovato il progetto, è utile, per me è utile. Se riuscissi a ritornare sarei molto contento. Deve farlo quel lavoro che faceva, che a me mi piace che viene qua.